Come imparare a meditare se sei un principiante. In questo video ti spiegherò tutto quello che devi sapere per iniziare a meditare in autonomia, dal dove meditare, come dovresti meditare, se devi sentire della musica oppure no, o addirittura come spegnere il tuo cervello. Io sono Alessio Veneziano, fisioterapista di Veneziano Therapy. In questo canale e nel mio lavoro aiuto persone che soffrono di dolori cronici o ansia a ritornare a uno stato di benessere nuovo, liberato da dolore, da limitazioni fisiche o psicofisiche. Quindi arriviamo direttamente al primo punto di questo video: è dove meditare. Trova un posto tranquillo, che sia in una stanza, in macchina, in una foresta, in un bosco. Insomma, trova un posto dove sai che non verrai disturbato per 5-10 minuti. Per quanto meditare, come quasi anticipato nel primo punto, 5-10 minuti sono già abbastanza. Inizierei da 3 minuti, quindi mettiti un timer, stai tranquillo in un posto dove nessuno ti può disturbare per questo tempo. Il timer serve per farti capire quando hai finito il tempo, perché non stai a pensare sono 2 minuti o 3 minuti o sono 5 minuti, non lo puoi sapere in quel momento, quindi hai una preoccupazione in meno se hai il timer. Ricordati che quality is over quantity, quindi la qualità è più importante della quantità, quindi 10 secondi di meditazione sono più importanti che 10 minuti semplicemente stare seduto in silenzio e non far niente. Quindi non ti preoccupare adesso su quanto tempo riesci a meditare, anche 3 minuti ti assicuro che fanno la differenza. Ci sono studi che ci dicono che 3 minuti al giorno danno un boost al tuo focus del 20-30%. Posizione per meditare. Io uso due posizioni principali: seduta o sdraiata. La seduta la faccio al mattino dopo che mi sveglio, insomma, e la sera uso quella sdraiata per preparare il corpo a dormire. Come dovresti sederti? Se sei un principiante, siediti su una sedia o siediti in questa posizione così, semplicissimo. Non pensare a fancy posizioni, la gamba sopra l'altra in un certo modo. Non ci pensare su queste cose, perché sono minime cose che non servono nulla all'inizio. Quindi prenditi il tuo tappetino o la tua sedia, importante che la schiena è dritta, schiena rilassata e dritta, petto aperto, spalle rilassate e semplicemente posizione retta. Quando starai sdraiato, ovviamente è più facile, non dovrai preoccuparti di nulla. La posizione seduta è la più complicata all'inizio, ovviamente, perché devi rimanere focalizzato per un certo tempo, però 3 minuti sono fattibilissimi. Devi sentire della musica oppure no? A mio parere all'inizio io non metterei nessuna musica perché ti distrae quella particolare musica e quindi ti vai a focalizzare su un qualcosa che non ci serve. Non ti serve in quel momento focalizzarti sulla musica, su una particolare meditazione che ti sto per insegnare, la mindfulness. All'inizio puoi metterla come non metterla, prova entrambe, e se devi mettere una musica usa un audio, un brano molto rilassante, senza bassi ovviamente. Cosa devi pensare mentre che mediti? O cosa devi fare quando mediti? Queste sono 2 domande molto importanti a cui rispondere. Molte persone pensano che meditare vuol dire non pensare a niente. È sbagliatissimo, è veramente sbagliatissimo, perché meditazione vuol dire essere focalizzati su un qualcosa. È normale che la mente inizi a pensare a qualcosa di esterno, quello che devi fare stasera, quello che devi mangiare, la spesa, quello o quell'altro. Nella meditazione che insegno io, che è la mindfulness, cerchiamo di focalizzarci sul respiro. Quindi inspira ed espira, troverai delle sensazioni su questa parte del corpo, quindi del naso, le narici. Ti focalizzi sull'aria che entra e esce. Questa è l'unica cosa che devi fare. Il tuo respiro è la tua ancora. Ricordati, il tuo respiro è la tua ancora sul presente. Quando il pensiero arriva, ok, è arrivato, qualsiasi pensiero, ritorna gentilmente alla tua ancora, il respiro. Questo è quello che dovrei fare per 3 minuti, non c'è altro che devi fare. Io dopo 10 anni penso ancora a qualcosa che mi arriva dall'esterno nella meditazione che faccio di magari 10, 15, 20 minuti, ed è normalissimo non essere frustrato o frustrata se vai fuori
questa meditazione, perché non si può veramente andare fuori dalla meditazione. Non esiste che se tu hai iniziato a pensare qualcosa pensi ah vedi non riesco a farlo. No, quella fa parte della meditazione. Il non pensare o il pensare fa parte della meditazione. È completamente normale. Uno dei trucchi per rilassare il corpo ancora di più mentre che stai respirando è respirare con la pancia, col diaframma. Inspira ed espira con la pancia. Mettiti una mano qui sulla pancia per aiutarti quindi a sentire questa inspirazione, quindi aumenta il volume della pancia, ed espirazione diminuisce il volume della pancia. Questo fa sì che stimoli il nervo vago, è un nervo che va a amministrare il rilassamento del corpo, quindi ti aiuterà tremendamente nei minuti che farai respirazione. Un'altra domanda: come faccio a farla diventare un'abitudine? Questa è una pratica che devi fare giornalmente, ci vuole del tempo per vedere i risultati, circa 2-3 settimane di pratica giornaliera, e tu dirai non ho tempo, hai 3 minuti del tuo tempo, è impossibile che non hai 3 minuti del tuo tempo. Per farla diventare un'abitudine devi associarla a un'altra abitudine, quindi quello che ti consiglio io è di fare direttamente al mattino appena ti svegli, prima della colazione. Ecco, quindi potresti associarla per esempio al fatto che molti di noi si fanno la doccia dopo essersi svegliati, dopo la doccia fai la meditazione, quindi vedi che hai ancorato questa abitudine a un'altra abitudine, quindi la doccia alla meditazione, la colazione è meditazione, quindi non fai colazione prima che fai meditazione, capisci? Devi sempre comunque abbinarla a un qualcosa, altrimenti te lo dimentichi. Mettitelo sul calendario ogni giorno allo stesso momento, questo è importantissimo, soprattutto all'inizio. Bene, siamo arrivati quindi alla fine del video. Se ti senti ispirato a fare questa pratica, ti lascio una meditazione guidata qui di fianco, dove potrai sentire semplicemente la mia voce e iniziare questa pratica. Fammi sapere nei commenti se questo video ti è stato di aiuto, ci sono veramente tanti video in più su questo canale per aiutarti con la meditazione, ma in particolare se soffri di dolori cronici o ansia, questo lavoro che faccio può aiutarti tremendamente. Nel link in descrizione trovi il mio programma che si chiama Neurobalance, che è ideato appunto per queste persone. Se pensi che sia questo il tuo percorso, quindi mente-corpo, vai e preselezionati per candidarti a questo percorso che ti cambierà la vita, perché l'ha cambiata a me e a molte altre persone che hanno seguito il percorso. Per adesso è tutto, ti lascio andare alla meditazione e ci sentiamo presto. Ciao!